Attraversato l'altopiano di Pozzolo sui Colli Iberici e prendendo la strada che scende in Val Iona, poche decine di metri dall'inizio della discesa si stacca sulla destra una laterale in forte pendenza. È questa la porta d'ingresso a piedi per la Val del Calto, conosciuta anche come Valle dei Mulini di Calto. Appena entrati nella suggestiva valle, ci si trova circondati dal verde e si incontra fin da subito lo scorrere dell'acqua in un primo fossato che si allontana alla nostra sinistra. La presenza di un lavatoio è la prima testimonianza di storia che incontriamo. Avvicinandoci alle prime abitazioni che un tempo ospitavano la sala di macinazione ed erano quindi adibite a mulini, veniamo accolti da una dolce Madonnina raccolta in preghiera, protetta da una nicchia naturale ricavata nel particolare materiale roccioso di questa parte dei Colli Iberici. La Madonnina sembra invitarci a proseguire educatamente, per non disturbare le borgate e per poter ascoltare i suoni della natura lungo tutto il sentiero naturalistico. Il percorso è ben segnalato e pochi passi più avanti ci ritroviamo in uno degli angoli più ammirati di tutta la zona. Calto, citato negli atti notarili a partire dal 1400 e ricordato fin dalle prime carte del territorio vicentino dall'inizio del 600, è distribuito su 3 contrade, 2 delle quali appartengono amministrativamente a Villaga, la terza a Zovencedo. In una di queste contrade, fino al 1960, funzionava un mulino, un forno, un'osteria, una rivendita di generi alimentari, una bottega di falegname e una scuola elementare. Insomma, una piccola e preziosa perla
che insieme a tante altre contribuisce a valorizzare la nostra amata patria veneta, che nulla ha da invidiare al resto del mondo.